TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha adottato il decreto con cui viene proclamato il lutto regionale per la scomparsa di Papa Francesco. In segno di cordoglio è stata disposta l'esposizione a mezz'asta della bandiera della regione del Veneto in tutte le sedi istituzionali centrali e periferiche, nonché presso gli enti strumentali regionali. Con profondo rispetto e riconoscenza, dichiara il presidente Zaia, il Veneto si unisce al dolore del mondo per la perdita di una figura straordinaria, punto di riferimento spirituale e morale. Il messaggio di cordoglio del sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnaro per la scomparsa di Papa Francesco. Addio Papa Francesco, un immenso dolore che si unisce al ricordo ancora vivo della visita del pontefice a Venezia neanche un anno fa. Le sue parole, i suoi insegnamenti e il forte messaggio di concordia e fratellanza sono stati fonte di ispirazione per tutti noi e hanno riempito di fede e amore la nostra città, come disposto dalla Prefettura di Venezia, bandiera mezz'asta nelle sedi del comune a Venezia e Mestre, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. La scomparsa di Papa Francesco ci addolora profondamente, lo dichiara il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Proprio nella sofferenza degli ultimi mesi Papa Francesco è stato, aggiunge Martella, un esempio luminoso in una società che spesso tende a rimuovere il dolore e la malattia come se fossero segni di debolezza. Lui ci ha mostrato che, invece, nella fragilità può risiedere la forza più grande e che il servizio agli altri è la forma più alta di umanità. Ci lascia il Papa della pace, della misericordia, della fratellanza, del rispetto per il pianeta. Lascia un vuoto incolmabile alla Chiesa e anche ai non credenti. La sua voce schietta e autorevole mancherà a tutti. Cambiamo decisamente argomento. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter. Al concorso possono partecipare per una sola specialità i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell'indirizzo di interesse che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il 32esimo anno di età. I vincitori del concorso saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 19 maggio 2025. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.